tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Come potete ben vedere ci troviamo nuovamente qui all'interno del nostro Appennino italico proprio per definire la nostra nuova strategia di conquista. Ve l'ho accennata all'interno del gameplay precedente e quest'oggi cercheremo quindi di metterla in atto. Intanto vi voglio far vedere all'interno della sezione diplomazia le mie idee. Allora, avevamo deciso di andare direttamente ad attaccare le coste dell'Illiria, decisamente partendo da nord tramite una spedizione di tre direttrici principali di eserciti, attaccando i Dalmati, in modo particolare a nord, conquistare i Daorsi al centro e magari dopo sconfiggere l'alleato storico degli Spartani, ovvero gli Ardiei. Allora, i Dalmati e i Daorsi non hanno grosse possibilità difensive, non hanno alleati né uno né l'altro, sono in guerra esclusivamente con gli schiavi che si ritrovano probabilmente nei pressi della Mauretania, nei pressi dell'Africa del Nord, però sicuramente potrebbero essere due prede molto facili da conquistare, però dobbiamo sempre regolare la nostra potenza bellica, perché stiamo arruolando centinaia e centinaia di uomini proprio negli accampamenti romani, negli accampamenti napoletani e negli accampamenti toscani. Allora sicuramente le nostre unità sono in cerca di nuove conquiste, i bambini di Bruto sono stati appena adesso addestrati, abbiamo anche ottime baliste da guerra, lancieri, anche ottimi spadaccini. Dobbiamo attendere quindi ragazzi almeno 5-6 anni affinché le nostre unità romane di eccezione, ovvero il nostro volere di Andraste, riesca a ultimare quindi gli ultimi ragazzoni. Allora io direi di portare avanti anche il reclutamento dei guerrieri del Guado e attaccare immediatamente con questi tre eserciti proprio qui a nord. Potete vedere però che i Dalmati saranno abbastanza duri da buttare giù, hanno delle ottime unità d'assalto e quindi ci vorrà forse un bel po' prima di gettare a terra questa sorta di principale città avversaria. Allora abbiamo anche ad Arminum, i vincitori di Ubrauco ad Arminum, che stanno reclutando delle ottime unità d'assalto. Forse dovrei riformare la cavalleria, che è un po' troppo antiquata, addirittura forse abbiamo delle nuove unità di cavalleria, i cavalieri veterani, quindi cerchiamo di congedare queste unità per reclutare dei veri uomini a cavallo. Eccoli qua, attenzione che hanno un attacco e sicuramente una salute migliore di quelli antichi. Benissimo, allora con le nostre unità di spioni vediamo di gettarci immediatamente in mare. Ragazzi, ho potenziato i servitori, ho aggiunto quindi servitori, ho potenziato le abilità principali dei nostri cari generali, quindi sicuramente siamo in grado di farci valere appunto nella prossima guerra. Allora con i nostri due spioni cerchiamo di andare in avanti proprio nei riguardi di questa bella cittadina. Vi do una piccola notizia su Brindisi: continua la Libia ad assediare questa bella cittadina, sicuramente non ci sono più speranze per quanto riguarda la nostra conquista qui appunto nella zona sud dell'Italia, perché la Libia potete vedere che ha messo a ferro e fuoco la città e quindi è contesa tra i due imperi, quindi sicuramente non possiamo metterci il naso, perché andremmo sicuramente a rompercelo ragazzi. Quindi vediamo un pochettino di andare a cercare qualche altra cosa da conquistare. La torta ancora è grossa e una fetta di essa ce la possiamo ancora prendere. Il problema, se si può chiamare problema, è a sud ragazzi, proprio a Tignis. Date un'occhiata chi è ritornato dal fiume appunto Stige, eccolo qua, date un'occhiata la grande quantità degli scorpioni del deserto che si sono appunto ripresi le armi che avevano perduto, le armi che si erano spezzate, hanno ripreso le armi, le hanno incollate con un po' di nastro adesivo e si sono lanciati proprio all'attacco nel deserto del nord. Hanno attraversato tutto il Sahara ragazzi per arrivare a Tignis. Io non potendo far nulla appunto me ne sono accorto solo quando voi me l'avete detto della loro potenza bellica. Non credevo che una fazione così in distruzione potesse guadagnare tutta questa gran stima, e quindi sicuramente ho ordinato ai Cantabri e ai Lusitani di attaccare questo esercito di attacco dei Getuli. A Tignis non credo che abbiamo grosse possibilità difensive, perché sicuramente non abbiamo un esercito di difesa proprio in questa regione. Avevo intenzione io di creare un esercito ragazzi da queste parti, però ho ritenuto opportuno non farlo perché sarebbe stato troppo lento il periodo di arruolamento, quindi meglio non sovraccaricare le cose. Piuttosto mi sembra di aver lasciato una flotta da queste parti, purtroppo l'ho trasferita dall'altra parte. Intanto qui potenziamo un pozzo agricolo per potenziare sempre la nostra economia. Ecco, potete vedere, avevo intenzione di portare la vendetta di Agrona, eccola qua, proprio nel sud, nella Mauretania, per cercare quindi di conquistarla, magari per difendere la nostra regione dell'Africa settentrionale, però purtroppo queste imbarcazioni si ritrovano molto lontane dal nostro obiettivo di difesa, quindi necessariamente serviranno più a nord che a sud ragazzi. Quindi vediamo e speriamo che i nostri grandi amici, i nostri grandi alleati riescano quindi a eliminare la potenza quindi dei non morti, che appunto si fanno sempre vivi nei nostri riguardi. Allora ragazzi, dobbiamo solo attendere il prossimo anno e sperare che tutto vada per il meglio, perché se dovessimo perdere la provincia nord dell'Africa settentrionale, allora
sarebbe un pochettino più complicato, verremo rallentati decisamente perché hanno un esercito anche molto duro da gettare a terra, quindi sicuramente ci saranno dei problemi. Speriamo quindi che i nostri cantabri, giocando prima dei Getuli, speriamo, se giocano prima dei Getuli non lo ricordo, riescano quindi ad abbatterli nella maniera più rapida possibile. Allora, ecco gli RDA, Epidamos, eccoli là, attenzione che sempre si muovono, un pochino di, come dire, un pochino di tensione, ecco la Bitinia, i cantabri ragazzi, dai, gettateli a terra, meno male che si sono lanciati proprio, oh mamma mia, tanto sempre questi scerusci ragazzi, che si muovono in avanti, ancora un patto di non aggressione, vediamo di eliminarlo. Ok, allora, vediamo un pochettino, Dalmati, Getuli, eccoli qua ragazzi, attenzione che forse se ne stanno tornando indietro, guardate della flotta navale che hanno organizzato, meno male che non ci hanno attaccato. Allora, però questo problema deve essere definito, non possiamo rimanere così in bilico, tentare solo nella speranza che i nostri alleati li distruggano, dobbiamo pensare qualche strategia organizzativa per eliminarli però, attenzione che i Lusitani, che forse potrebbero darci anche loro una mano, vediamo che proprio sono nei pressi della nostra città, forse ragazzi è opportuno a Gadira di organizzare un esercito e magari tentare la distruzione di questi dannati fino all'ultimo, perché davvero non possiamo rimanere così in attesa che ci distruggano. Adesso vediamo di organizzare qualcosa, anche se dovessimo essere rallentati. Allora, intanto Tissageti, i nostri Vivisci, dai ragazzi, dateci una mano, tanto si muovono in Spagna i Vivisci così tranquilli, senza problemi. Ecco, forse questa flotta ci aiuterà. Eccola che arriva proprio nei pressi della costa meridionale, eccoci qua. Allora, intanto hanno scoperto il nostro agente in incognito e alleato conferma l'obiettivo di guerra, il tuo alleato si prepara a muoversi, grazie. Allora, con questo nostro grande ragazzone vediamo di andare in avanti, ancora la Libia tenta di attaccare Apollonia, ragazzi mi avete consigliato di sciogliere diverse alleanze perché sicuramente non ci resterà più niente da conquistare, ma come potete ben vedere gli alleati che abbiamo appunto al nostro fianco sono molto importanti. I Vivisci non possiamo annullare un accordo con loro, sicuramente ci hanno seguito fin dall'inizio, anche i Lusitani e i Cantabri ci hanno aiutato in tutta la nostra guerra iberica, nella guerra appunto di indipendenza spagnola, e sicuramente l'accordo che abbiamo con Cartagine, con la Libia, non possiamo certo eliminarlo definitivamente perché anche loro sono stati fondamentali, quindi dobbiamo riuscire a conquistare in attesa del momento giusto. Allora, con questa spia cerchiamo di andare in avanti, vediamo se con le nostre unità qui, con i nostri grandi spioni, riusciamo a decimare gli eserciti avversari, magari con un bell'attacco. Allora, intercettiamo gli ordini, una bella fornitura di veleno potrebbe essere fondamentale all'esercito avversario. Allora, vediamo se ci riusciamo. Sabotaggio militare è riuscito, siamo riusciti a decimare le loro unità. Allora, sono dei barbari lancieri lirici, ma intanto un altro grado ottenuto. Colpiamo sempre questo esercito, magari disturbando ostacolo il potenziale di combattimento. No, dobbiamo assaltare le pattuglie, infligge danni considerevoli all'unità specifica. Ok, allora, l'unità che potrebbe darci più fastidio in battaglia sicuramente è quella più arruolata, come per esempio più addestrata, come per esempio questa dannata, anzi più che leve i lancieri potrebbero darci fastidio. Dai, distruggiamola definitivamente dall'esterno in maniera indiretta con le nostre unità d'assalto. Vediamo un po', soppressione riuscita, vediamo come l'abbiamo ridotta. Bene, li stiamo facendo a pezzi dall'esterno. Intanto aumentiamo sempre le nostre abilità, ecco qua, eroismo, aumentiamo l'abilità di duello, di dimostrazione di forza, per diminuire il morale agli avversari. Ok, rendiamo il nostro amico sempre più abile nel raggiro e nell'assassinio. Benissimo, allora vediamo come va il nostro arruolamento. Qui come sta andando? Le spade del potere per adesso stanno reclutando sempre più uomini. La nostra imbarcazione, le vendette di Agrona, vedremo di riunirle direttamente da questa parte. Benissimo, allora io direi di condurre queste unità sotto questo unico generale in modo tale da creare una flotta unica. Benissimo, vediamo un pochettino. Qui stiamo completando il nostro processo di arruolamento, ancora qualche altro turno. Qua sta andando abbastanza bene. Questo esercito finalmente, i bambini di Bruto, è stato ultimato e lo spostiamo ragazzi immediatamente nei riguardi della nostra prossima idea di conquista. Ok, questo esercito delle spade del potere lo portiamo un attimino da questa parte, vediamo se possiamo reclutare qualche altra unità, vediamo quanto tempo ci vuole, ancora 8 turni. Va bene, solo per informazione. Da queste parti, ok, abbiamo abbastanza soldini per potenziare le nostre unità, benissimo, cerchiamo di ultimare le ultime. Ecco, come dire, cerchiamo di potenziare le ultime unità che abbiamo disponibili. Il volere di Andraste sta per essere completato. I campioni di Albione, anche loro stanno cercando di fare del loro meglio. Vediamo un pochettino. Non è opportuno ragazzi rendere tutti gli eserciti offensivi al massimo, quindi anche i campioni di Albione con queste poche unità potrebbero esserci utili magari in battaglia. Però io direi invece di mandare questi ragazzi, meglio mandare questi altri, ovvero i vincitori di Ubrauco, che hanno ottime possibilità belliche. Allora, i primi due eserciti che scavalcheranno il confine saranno questi due ragazzi,
tra appena 6-5 turni. Però sicuramente dobbiamo tenere sempre sotto controllo la nostra produzione di uomini. Vediamo un pochettino. Sì, sta andando abbastanza bene. Questa bella flotta, la vendetta di Aragona, la mandiamo ragazzi immediatamente dall'altra parte per definire quindi il nostro nuovo aspetto. Con i guerrieri del Guado, eccoli qua, stanno per essere ultimati. Va bene, a Cosenza l'ordine pubblico per adesso è un negativo, ma non è un problema. Allora, torniamo immediatamente in Africa, vediamo quello che sta succedendo. Allora, i nostri uomini si stanno lanciando all'attacco. Attenzione che la sovversione militare sta per essere completata. Hanno diminuito il nostro ordine pubblico, ragazzi, radicalmente con questi maledetti da questa parte. Allora, ragazzi, mi sa che dobbiamo creare un nuovo esercito. Crea un nuovo esercito da questa parte. Il nostro generale purtroppo non l'ho selezionato, maledizione. Vediamo di selezionarlo meglio. Allora, Agadir, vediamo se ci sono ottime opportunità per creare un esercito. Allora, vediamo. Sì, c'è un bel maniscalco che potrebbe darci davvero un aiuto. Allora, creiamo un esercito sotto il controllo del nostro grande amico. Meno 20% le sanzioni sull'ordine pubblico a causa della presenza di etnie straniere nella provincia locale. Va bene, questo potrebbe darci una mano a risistemare l'ordine. Ok, e da questa parte vediamo di reclutare degli ottimi uomini d'assalto, ragazzi, per dargli una bella lezione a questi maledetti che tentano appunto la ribellione. Ok, dobbiamo solo attendere, ragazzi, e sperare. Non abbiamo neanche per adesso i soldi per reclutare un druido per rimettere in sesto l'ordine pubblico. Purtroppo, ragazzi, questi sono problemi che si portano in avanti da diversi anni. Questi getuli non sono morti definitivamente, sono resuscitati e quindi potrebbero darci qualche problemino, ci rallenterebbero. Ma ancora questi spartani che rompono un pochettino le scatole. Date un'occhiata sempre con questi agenti che tentano di ottenere sovversioni militari nei nostri riguardi. Però, ragazzi, sarà una guerra davvero maestosa. Quante unità nemiche nell'area circostante, non sarà molto facile conquistare il tutto. Va bene, stanno passando il turno, quindi è meglio attendere, ragazzi, la mossa dei getuli. Qui potrebbe sicuramente potrebbero definire il nostro impero in maniera diversa. Qui Cantabri, ragazzi, dai, dove state andando? No, si sono allontanati, maledizione, dovete restare lì vicino. Perché si sono così allontanati? Sicuramente la nostra cittadina principale cadrà adesso, ragazzi, se attaccassero immediatamente. Vediamo un pochettino ancora sti Siranica davanti a... Ecco qua, i getuli offrono un trattato di pace. E perché no, amici miei? Eccoli qua. Allora, ragazzi, io direi per adesso di firmare un bel trattato di pace con loro, perché io ho capito che si trovano quindi in difficoltà perché li abbiamo quasi attaccati, ovviamente con i nostri alleati, ma io direi, ragazzi, di accettare questa proposta, perché un trattato di pace con i getuli, visto che si ritrovano contro tutte le unità, potrebbe farci anzi, più che trattato di pace si può fare un trattato di non aggressione. Vediamo un pochettino, rompi il patto di non aggressione, partecipa alla guerra. Va bene, io direi, ragazzi, un trattato di pace potrebbe farci comodo, però non vorrei rovinare le relazioni con gli altri miei alleati. Va bene, accettiamo l'offerta in modo tale da tenerci quindi tranquilli da questa parte, perché, ragazzi, date un'occhiata al loro grande esercito proprio nel sud. Dobbiamo certamente stipulare questo accordo di pace, altrimenti definiremo il nostro esercito, il nostro grande impero, spezzato su due fronti. Quindi certamente dobbiamo tenerci buoni questi getuli, che non so come hanno fatto, però hanno un esercito maestoso, forse addirittura più forte del nostro, preso direttamente dalla sabbia. I Nasamoni, dall'altra parte del mondo, vicino all'Egitto, ci chiedono un patto di non aggressione, hanno paura che li assaliamo, ma non ho proprio idea di infossarmi proprio in Africa a combattere, quindi non ci sono problemi. Allora, ragazzi, attendiamo il prossimo turno e vediamo quello che accadrà. Ed eccoci nel 134 a.C., la popolazione è motivata proprio in Mauretania, sono contenti che all'orizzonte non vedono più spade, lance, torce, che appunto vogliono conquistarli. E allora ho mandato l'esercito dei cacciatori di Cocidus, appena adesso reclutato, per gestire un pochettino la situazione e rendere tranquilli le persone. La pace è stata negoziata, però questo non vuol dire che i nostri cantabri qui a sud non distruggano questo grande esercito, questa grande flotta a Midgol, proprio nella parte della Mauretania dell'ovest, ragazzi, scusate. Intanto, rapporto del furiere, sono stati reclutati delle nuove unità, i nostri vivici si stanno preparando a un attacco, ma noi quello che vogliamo fare, ragazzi, è combattere. Quindi vediamo un pochettino quello che sta accadendo. Stiamo ancora reclutando degli uomini da questa parte, ancora, però, ragazzi, ho visto che ci hanno sabotato gli eserciti, questi dannati, appunto, proprio nei pressi della nostra città principale. Vediamo se a Roma abbiamo l'opportunità di reclutare magari un altro campione che potrebbe dar fastidio al campione avversario. Allora, questo agente potrebbe darci davvero ottimi come dire,
ottime occasioni per eliminare gli avversari. Date un'occhiata: incursione, tormenta, schiavitù per quanto riguarda le incursioni, più 4% alle entrate derivanti dalle incursioni, altre abilità di tormenta. Potrebbe essere davvero molto interessante. Però anche l'addestramento militare, 30% all'esperienza acquisita dall'unità per turno, più 5% all'abilità offensiva, morale. Io dico di utilizzare di prendere il terzo, ragazzi, perché non abbiamo bisogno di qualcosa che ci aiuti in maniera difensiva. Dobbiamo avere qualcosa che distrugga questi dannati che si ritrovano proprio nel nostro territorio. Allora, ad Arminum vediamo di convertire il borgo ellenico, appartenente quindi al Peloponneso, in qualcosa barbaro. Perfetto, un bel pozzo da queste parti. E sicuramente il nostro grande agente che abbiamo reclutato, vediamo di renderlo sempre più abile, sempre con la nostra abilità campione, che dà sempre più possibilità di movimento. Allora, questo esercito, vediamo un po', ancora non è opportuno distruggere questi, attaccare, perché non abbiamo grosse possibilità. Ancora un'altra sovversione militare, con una bella dimostrazione di forza. Vediamo un po', assaltiamo un'altra bella pattuglia, ragazzi. Magari questa unità di cavalieri che potrebbero darci sempre di fastidio. Ok, altra sovversione militare riuscita con il nostro grande spione. Vediamo se possiamo creare problemi nella città con un bel po' di sabotaggio. Incitiamo disordini per diffondere l'infelicità e quindi distanziare i popolani. Eccoci qua, sabotaggio riuscito. Siamo riusciti quindi a dar fastidio a questi dannati ragazzoni. Va bene, continuiamo così. Mentre da questa parte, con l'altra nostra spia, cercheremo ad Apollonia di combinare qualcosa. Purtroppo non possiamo, perché la Libia ha già dichiarato uno stato d'assedio, ragazzi. Quindi magari contro questi dannati spartani vediamo di creare un assassinio sarebbe troppo, un sabotaggio militare con una bella fornitura di veleno. Mangiatevi qualche coda di topo che sicuramente non vi fa male, ragazzi. Purtroppo non abbiamo ottenuto nulla, però un bel po' di esperienza sempre in tasca ce la siamo messa. Allora, manca un turno alla scoperta della catapulta, ragazzi, e sicuramente dobbiamo passare il turno per vedere quello che accadrà. Eccoci, ragazzi, nuovamente nel 133 a.C. Come potete vedere, i Getuli hanno preso d'assalto i nostri confini e si sono gettati proprio oltre le colline della Mauretania del centro. A quanto pare stanno cercando di fare qualcosa di diverso. I Cantabri mi hanno offerto appena adesso un accordo per attaccare i Getuli, quindi una sorta di alleanza cooperativa per distruggerli, ma io l'ho rifiutata, ragazzi, perché sicuramente non voglio dichiarare guerra a questa popolazione con delle grosse problematiche a livello militare proprio in questa zona. Allora, sicuramente abbiamo ottenuto dei nuovi rapporti tratti del personaggio per quanto riguarda un nostro ammiraglio, ragazzi, perché mentre appunto stavano passando i turni e mentre la nostra popolazione nella Mauretania del Nord è sempre più ispirata, abbiamo combattuto automaticamente una battaglia navale, che sicuramente era una battaglia di poco conto, però Brindisi, che appartiene adesso ai cartaginesi, è stata attaccata direttamente dagli Spartani. La mia flotta si trovava da queste parti, ha dato una mano, non c'era sicuramente nulla da perdere, però abbiamo maturato esperienza. Come potete ben vedere, possiamo aggiungere un altro tratto, ovvero garantiamo al nostro grande generale sempre più autorità e gli assegneremo un bel aiutante inerente al contesto del mare, ovviamente al contesto marittimo, e conferiremo ai nostri arcieri delle imbarcazioni sicuramente più tiri al minuto. Va bene. Per quanto riguarda questa imbarcazione, adesso nel nostro porto principale cercherà di migliorare le sue possibilità di rigenerazione, però abbiamo ottenuto finalmente, dopo secoli, questa fantastica ricerca delle tecniche di torsione. Allora, sicuramente adesso per quanto riguarda la tecnica dell'assedio siamo messi molto ma molto bene. Abbiamo bisogno adesso di migliorare qualcosa all'interno del codice del guerriero, come per esempio corno da guerra, più 5% al danno causato dai proiettili per tutte le unità di terra, escluse le unità d'assedio, 4% al bonus di carica, 6 tiri al minuto per tutte le unità, 16 turni. Mentre da questa parte potete vedere che abbiamo sempre bisogno di tanti turni per la ricerca. Invece, negli ambiti in cui non abbiamo ricercato appunto nulla, vediamo di fare qualcosa, vediamo se possiamo ricercare qualcosa di molto più importante proprio all'interno della sezione civile. Allora, vediamo un po', sempre 16 turni, qualcosa di che con poco tempo riusciamo a ottenere qualcosa di grande. Per esempio, specializzazione artigianale, 3% alla ricchezza derivante da tutto il commercio, 3% alle entrate provenienti dalle accordi commerciali, potrebbe farci comodo. Ok, per esempio, adesso con questa unità d'assalto potrei gettarmi all'attacco con i bambini di Bruto, però ancora non è il momento, ragazzi. Da questa parte con i vincitori di Obrauco, ragazzi, tra 5 turni ci lanciamo proprio all'attacco, tranquilli, anche con la nostra grande imbarcazione. Bene, allora, abbiamo reclutato il nostro grande Taximaguglio, eccolo qua, e cerchiamo di eliminare questo dannato eroe avversario. Magari con una manipolazione riusciamo a portarlo dalla nostra parte. Un assassinio, meglio una manipolazione, ragazzi, abbiamo più probabilità, con una bella coercizione. Cerchiamo quindi di portarlo
eliminarlo dal nostro schieramento, ma sarà difficile, non ci riusciremo. Però ha disertato, temendo la morte il nemico ha messo da parte. Olè, eccolo qua, il nostro grande Porfirio, eccolo qui, il nostro Dax Maruglio, eccolo qua, diamogli una bella bottiglia di vino e facciamolo ubriacare tutta la notte. Benissimo, sempre abilità inerenti al movimento, vediamo un pochettino, sì, eccolo qua, forza in più per dare sicuramente più possibilità di movimento. Questo ragazzi ve lo farò appunto sudare, questo bel disertore, vediamo di mandarlo in avanti. Ok ragazzi, 5 turni e combattiamo, tranquilli. Allora, con questa bella unità d'attacco cerchiamo sempre di creare sovversione all'interno dell'accampamento militare avversario, raduniamo gli schiavi per creare disordine proprio in città e creare problemi grossi. Vediamo un pochettino, sovversione riuscita, abbiamo radunato gli schiavi, li abbiamo preparati a rivoltarsi, un altro sabotaggio per incitare disordini, per mettere fuoco e fiamme negli animi delle persone, altro sabotaggio riuscito, le parole hanno più potere di una spada, vediamo se riusciamo a buttarli a terra, questi maledetti. Da questa parte mi sembra di aver ottenuto un altro bell'agente che cerca sempre di dar fastidio, vediamo di portarlo a nord per dar fastidio sempre a questi uomini qui su, benissimo. Adesso ragazzi è arrivato il momento, vediamo un pochettino, nel borgo barbarico vediamo di modificare qualcosa, benissimo, queste unità stanno per essere ultimate, manca qualche altro turno, il nostro ragazzone si è fatto valere, a Napoli la situazione sta andando abbastanza bene, a Cosenza sì anche bene con il campo di grano che abbiamo instaurato negli scorsi turni. Intanto nella Mauretania come sta andando la situazione ragazzi? Ci stiamo riprendendo? Benissimo. Allora avevo intenzione con questi soldi che ci sono rimasti ragazzi di creare qualcosa inerente all'ambito dell'assedio, abbiamo finalmente scoperto le tecniche di torsione e io direi di convertire Arminum in una cittadina adatta a questo contesto. Allora abbiamo due edifici come l'altare di Rosmerte e l'altare di Tautatis, convertiamolo, smantelliamolo e prepariamoci alla costruzione di una bella macchina d'assedio gigantesca come appunto qualche bella catapulta, qualche bella ariete proprio tosto per la distruzione definitiva delle muraglie, qualcosa del genere. Allora ragazzi io adesso farò passare qualche turno, magari 2-3 turni se non succederà qualcosa di grosso, qualcosa di grave, per attendere il momento esatto per combattere una bella battaglia, perché è davvero tanto che non la facciamo. Quindi ci becchiamo tra 3, 4, 5 anni ragazzi, vediamo quello che accadrà.